Amici bellini, questi sono i miei video preferiti, perché quando si vince e c'è qualcosa comunque di cui parlare per andare a spulciare dove si può ancora migliorare, lo si fa con più serenità e io sono contento di poterlo fare. Analizziamo questa partita con screenshot, pagelle, eccetera, eccetera. Cominciamo! Allora, nel dare il benvenuto a Valerio Langella, un nome straordinario, e a tutti i nuovi iscritti, perché siamo arrivati a 20.000, abbiamo superato ampiamente i 20.000, ma ce ne sono ancora tanti che guardano i video e non sono iscritti. Fatemelo, questo piace, mi vedete col sorriso, sono video più carini. Lasciamo i like per il Napoli che supera gli ottavi, insomma, supera i gironi e approda alla prossima fase della Champions League. E ne parliamo con calma, ricordandovi che questo è l'ultimo video in collaborazione con Match Betting Academy. Trovate il link in descrizione. È un modo, non sono scommesse, lo ripeto per l'ultima volta, è un modo per guadagnare qualcosina. Attenzione, ricordiamo sempre, per arricchirsi devi avere il Napoli in Champions, perché come vediamo qua il Napoli incassi record, quindi è importante ed è molto positivo stare sempre in Champions, andare avanti, vincere le partite. Ma con questo sistema matematico di Match Betting, lo Match Betting Academy, trovate il link in descrizione, potete cliccare, c'è un corso gratuito e vi potete divertire, non c'è rischio. Amici bellini, andiamo a vedere subito quello che è successo partendo dagli screenshot. Ci muoviamo su questa situazione qua. Prima di parlare della partita, un saluto a Totonno Giuliano, l'ultimo saluto a Totonno Giuliano, un mito assoluto del Napoli, prima come giocatore, poi come dirigente. Il cordoglio generale si sta diffondendo come è giusto che sia. Un saluto. Lasciamo parlare quelli che poi lo hanno vissuto, io non mi permetto, perché posso parlare solo per sentito dire, ma è una figura indubbiamente mitica per il Napoli. Primo momento della partita, Napoli che la sblocca subito. Ora non c'è bisogno di fare nessun editoriale, ma sono contento di sentire un ambiente tra i tifosi anche un po' più critico, che nonostante la vittoria 2-0 secca cerchi le cose che non sono piaciute. Sono contento perché vuol dire che non ci basta, che non siamo risultatisti e che ci compenetriamo nel valore anche dell'avversario, e che quindi abbiamo un po' di preoccupazione se poi il livello dell'avversario sale. Se tu lasci le maglie un po' troppo larghe è capace che ti fregano. In questo caso però molto bene il Napoli per quanto riguarda la fase offensiva, perché finalmente un po' di smart, un po' di approfittare del momento. Detta il passaggio, vedete qui Politano, lo vedete proprio in corsa velocissima, e il capitano lo segue e lo serve con questo fallo laterale veloce. Benissimo, si è capito il momento, si frega. Guardate che Politano fa uno scatto anche importante, dopodiché mette il cross di destro, che è la cosa che ci piace di più, e crea un po' di scompiglio. Azione garziana, se vogliamo, l'abbiamo detto anche ieri, perché Garcia disse, questo fu criticato tantissimo per questa frase, disse: se tu la metti in mezzo forte qualcosa può succedere. Politano l'ha messa in mezzo forte e qualcosa è successo. E quindi ci sono pure i momenti nel calcio, ci sono i momenti nel calcio. In questo caso doveva andare così, ci dovevamo riprendere, e quindi il Napoli la sblocca subito e se la partita si mette già in condizione, perché già un 2-1 del Braga non sarebbe servito, non sarebbe bastato, e quindi ti puoi giocare la partita con più tranquillità, e io ho potuto guardare la partita con più tranquillità e vedere le cose senza il patè del risultato. Oltre alle azioni di gioco, alle volte mi fa piacere anche far vedere i momenti dove possiamo entrare più o meno anche nello stato d'animo dei ragazzi. Qui si vede un 5 dato da Rachmani a Meret dopo una parata anche facile. Però visto che abbiamo sottolineato le volte in cui Rachmani si è lamentato con Meret si lamenta con Rachmani, questo è un momento, lo ha fatto più volte nella partita, Rachmani che consola, diciamo non consola, incoraggia anche Meret, anche per parate non facili,
perché è importante, perché il momento è delicato, lo sappiamo, e quindi tutto fa brodo per ritrovare un pochino di tranquillità, di consapevolezza nei propri mezzi e anche la fiducia nel poter fare bene. E questa è la parata, non paratona, non miracolo, la parata che deve fare Meret su un tiro dalla distanza, molto distante se vogliamo. Mi è piaciuta la cosa rossa. Meret in questo caso, più che la parata, bella anche stilisticamente con la mano di richiamo, mi piace la posizione, il senso di posizione, sta centrale, fa un passettino verso la sua sinistra, ma poi è anche lo slancio che si può dare nel parare il pallone, un tiro che era destinato in porta, e Meret la para bene. Sono quelle parate che danno anche soddisfazione al pubblico, dà soddisfazione al ragazzo. Bene. Occasione per Zielinski, che in questo caso, invece di sparare, io da Zielinski mi aspetto, con la qualità che ha con i due piedi, che in questa posizione tu riesca ad incrociare, hai abbastanza angolo, abbastanza visuale di tutta la porta. Invece il pallone finisce sul primo palo, quindi il portiere la para bene, se la crea lui bene questa occasione, con una percussione si sposta il pallone superando anche il difensore. Peccato, questa era un'occasione abbastanza clamorosa. Questa è una delle cose più belle di tutta la partita, il Nathan che in crescita in questa posizione da terzino sinistro comincia ad avere fiducia anche da parte dei compagni, che lo servono e lo premiano quando si lancia in avanti. In questo caso passa in avanti verso Kvara, che spalle alla porta gli ridà il pallone di prima in profondità, e Nathan ha la corsa, quindi va in corsa, vince un contrasto con il destro e avanza per poi fare l'assist decisivo per Osimhen. Questo è proprio il momento più bello, perché Nathan ha fatto una prestazione positiva, molto più positiva in attacco che non in difesa, dove ancora deve prendere le misure delle marcature, deve stare un po' più vicino agli avversari. Dobbiamo ancora capire però se sono anche richieste di Mazzarri di stare un po' più dentro e quindi coprire. A quel punto però dovrebbe aiutare Kvara e dovrebbe aiutare Zielinski, altrimenti si creano sempre i 2 contro 1 sulla fascia, e lo vedremo in altri screenshot. Questo è il momento dell'assist di Nathan. Osimhen è un po' troppo veloce nell'attaccare il pallone, finisce praticamente quasi davanti all'assist di Nathan, e quindi tutto storto la deve prendere quasi di tacco, la prende col sinistro, la ritocca con il destro e quindi fa fuori il portiere. Alle volte si sa che non segni se la prendi troppo bene, piede, ma è efficace perché il gol arriva. Nella reaction però io vi avevo detto passagliela prima, perché avevo paura che poi il difensore insomma stava lì per chiuderlo e magari il cross non sarebbe arrivato, e in questo momento che mi è venuto da urlare passagliela prima, Nathan aveva la possibilità del passaggio semplice in avanti rasoterra con Osimhen che stava arrivando praticamente da solo. Questo era proprio il momento secondo me del passaggio ideale. Nathan si complica un po' la vita andando avanti, poi non viene fermato comunque dal difensore, quindi molto bene, però questo era secondo me il momento del passaggio. Va benissimo, non ci lamentiamo. Questa invece è la situazione del meno benissimo. Vedete 2 di loro in attacco qui, creando quindi questa superiorità numerica, e Nathan che sta lì praticamente solo. Qua deve aiutare secondo me Kvara, può aiutare anche Zielinski per dare una mano. In difesa ci siamo, perché ci sono 2 su un solo uomo. Qui Anghissà dovrebbe anche lui aiutare sull'uomo che viene a rimorchio, e c'è anche Lobotka molto bene sempre a dare una mano, se la fa tutta sempre la corsa per arrivare in area di rigore e a riempire l'aria. Qui però si crea un pochino questa difficoltà per Nathan nel 2 contro 1, che poi uno va, gli fa il passaggio semplice e loro si sono trovati spesso a crossare indisturbati senza poi essere efficaci nell'ultimo passaggio o nel tiro. Però queste sono cose che vanno sistemate. Questa è stata una delle occasioni più clamorose per loro, un colpo di testa praticamente senza nessuno dei nostri a contrastare. La palla arriva da lontano come al solito, colpo di testa facile. Non era un pallone abbastanza teso, ecco, non era una palla di Alaba per Bellingham, e l'attaccante loro non è Bellingham, però questa poteva essere pericolosa. Il colpo di testa verrà poi fiacco e quindi facile per Meret, però vedete dei nostri ha recuperato Lobotka e quindi c'è Rachmani un pochino più dietro. Questo è Politano. Questa è una delle classiche azioni dove il Napoli è riversato in avanti. Di Lorenzo magari ha fatto un'azione offensiva e non ha il tempo, manco materiale, di recuperare. Qui abbiamo Juan Jesus e quindi siamo un pochino messi maluccio, ancora troppo spazio per il cross che arriva dalla destra. Insomma, è un'azione
che va rivista e va registrata. Qui Osimhen fa qualcosa di straordinario. Questa è l'occasione che porterà al tiro di Anguissa centrale, che verrà parato dal portiere. Qua Osimhen riceve palla dal fallo laterale di Nathan, un palleggio, due palleggi, si gira intorno a tre di loro che vediamo qui, e poi anche quest'altro andrà poi in chiusura, riesce con movimenti dinoccolati, non si sa come si sa, magari non è bello da vedere, ma Osimhen è sempre efficace con le sue lunghe leve, e alla fine libererà al tiro Anguissa, e lo vediamo nella prossima slide. Qua devi fare gol. Qua devi fare gol, Anguissa. Qui è abbastanza in ritardo il difensore loro. Ci sarebbe anche un Elmas liberissimo in questa zona, ma là non devi assolutamente alzare la testa e guardare, lì devi caricare il destro invece di sparargliela proprio addosso, perché il pallone finirà proprio addosso al portiere. Hai tutte queste possibilità di tiro, ma sappiamo che non è la sua specialità. Io non mi arrabbio, certo grido in reaction, ma non mi arrabbio con Anguissa per questa occasione sbagliata, mi arrabbio quando si addormenta. Altra occasione per Kvara. Non ho segnato tutte le occasioni di tiri smorzati, di tiri non pericolosissimi per Meret, e anche i tiri fuori. Loro arrivano a 19 tiri. Questi sono i 6 tiri un po' più pericolosi del Napoli, e Kvara in questo caso se la porta avanti bene, la palla finisce sul suo sinistro. Bello il passaggio di Raspadori in profondità, lo vedete qui, cerca quasi di metterla tra le gambe del portiere. Il portiere con il piede in chiusura riesce in qualche modo a deviarlo. Kvara qua ci aveva provato, che è un po' sfortunato se vogliamo, ma poi mi dite che io cerco di difendere Kvara, e cucciolo, piano piano con Kvara. Lo dice Di Lorenzo, ecco, non ascoltate me. Di Lorenzo dice giù le mani da Kvara per quello che ha fatto l'anno scorso e anche per quello che sta facendo quest'anno, perché se andate a vedere poi alla fine riesce a superare l'uomo parecchie volte, magari sbaglia l'ultima lettura, però è sempre lì ed è sempre solissimo. Molto spesso gli serve più aiuto non solo dal terzino ma anche da Zielinski, che gli deve stare vicino e dargli una mano. Qua dobbiamo vedere pure che cosa si sta chiedendo ai centrocampisti, lo vedremo nelle posizioni medie. E questo è un altro momento difensivo che non mi è piaciuto tantissimo del Napoli. Il loro centrocampista a rimorchio arriverà al tiro, guardate quanto spazio c'è in questa zona, è proprio la zona che non viene coperta da nessuno, e infatti il pallone arriverà proprio qui, il tiro finirà sul palo, quindi un'azione molto molto pericolosa. Ancora una volta un po' troppo spazio tra Nathan e il crossatore, abbastanza bene la linea di difesa, sta recuperando Elmas ma dalla zona di esterno destro, quindi ci siamo. Non mi piacciono tantissimo come stanno i centrocampisti. Qua abbiamo Cajuste e Gaetan, e Anguissa che in questo momento era finito centrocampista centrale, forse è lui che dovrebbe stare un po' più in questa zona. Immagine di Kvara che prende un calcio, supera secco un avversario, dopodiché se non prendi il pallone gli vanno sulle gambe, si fa male. Teniamo presente anche questo, quando le sue scorribande poi non vengono chiuse con un gol e con un assist, lo picchiano. È il destino dei giocatori di un certo livello. E come ultimo screenshot, qualcosa che non vedrete da nessuna parte perché non entra negli highlights, te la devi andare a ricercare in partita, e io avevo gridato a me stesso: ricordati il minuto tot e tot dove Anguissa è fermo e potrebbe intervenire. La palla arriva a questo centrocampista, vedete come Anguissa è proprio, la postura del suo corpo è abbastanza passiva. In questo momento, quando l'avversario prende il pallone e va in avanti, Anguissa avrebbe tutto il tempo, se sta sulle gambe, se sta bello reattivo, di intervenire qui e di stoppare o almeno di rallentare la corsa dell'avversario. Invece Anguissa jogging, si reagisce con molta lentezza, l'avversario lo supererà, andrà avanti in questa zona, e vediamo nel secondo screenshot un classico di Anguissa. Non l'ho preso, le mani in alto, non l'ho preso. Qua è bravo Juan Jesus a rompere la linea e ad uscire anche in maniera regolare, perché prende il pallone, poi dopo cade l'avversario eccetera eccetera. Però il classico non l'ho preso. E certo che non l'hai preso, perché non lo spendiamo un fallo, è meglio bloccarli. Questi erano scarsi, il prossimo invece che lo fa magari indovina un gol nell'angolino, e non l'ho preso. È su questo che io mi concentro, e ovviamente se andate a vedere gli highlights vedrete solo cose positive di Anguissa. Io invece, visto che la partita era tranquilla, era in ghiaccio a livello di risultati,
risultato, ho cominciato a guardare tutte le cose, andare nel puntiglio, e nel puntiglio queste cose qua non sono ammissibili per un giocatore del suo calibro, visto che il centrocampo era il punto di forza, insieme all'attacco e alla difesa, ma era il punto di forza vero della squadra dell'anno scorso. È da lì che dobbiamo ricominciare, perché lì siamo rimasti quelli che eravamo e si deve fare molto di più. E mai come questa volta, per arrivare alle pagelle, ci aiuta molto SofaScore con le sue statistiche che andiamo a vedere qui. Allora, come vedete, l'attack momentum è di prerogativa del Braga. Vedete che loro creano più situazioni, loro sono i blu. Il Napoli va in pressing e segna il primo gol proprio quasi casuale, e lo possiamo dire. Questo è il momento di massimo pressing, insomma, del Napoli, che va un pochino in attacco e rende e crea il secondo gol. Dopodiché loro un pochino di più, noi nel primo tempo qualcosina, dopodiché molto di più loro, ma loro fortunatamente sono imprecisi, e quindi ecco perché il tifoso nell'analisi dice: ma io a me sta partita non mi ha convinto più di tanto. Vince il convince, lo aspettiamo per le prossime partite. D'altra parte i numeri ci dicono che il Napoli ha creato un po' più di expected goal, 1,44, quindi fai 2 gol che doveva creare, perché i gol avvengono da abbastanza vicino alla porta. Il Braga 1 avrebbe potuto farlo, ha creato i presupposti per almeno un gol. Il possesso di palla vince il Braga per 1 punto, qui siamo nell'equilibrio. Loro arrivano a fare 19 tiri, quindi proprio il Braga come il Napoli, tiri, spreconi senza prendere la porta. Almeno il Napoli riesce a fare 12 falli, e questo mi piace. 4 azioni del Napoli però sono grandi azioni, big chance, sono azioni più pericolose delle loro. E per quanto riguarda i passaggi, ancora tanto equilibrio, anche per quanto riguarda le palle lunghe, i cross. Questo è il dato: 0 cross riusciti su 14. Dobbiamo aggiustare un pochino questi piedi e dobbiamo fare cross un pochino più logici per Osimhen da solo. No, bisogna riempire l'area, perché altrimenti il cross non ha senso. Quindi ci sono ancora molti automatismi che vanno migliorati, e Mazzarri adesso, dopo che farà Cagliari, Frosinone e Roma, tutte insomma in una settimana, in una decina di giorni, avrà un pochino più di tempo a disposizione per lavorare su molti automatismi, perché ancora onestamente non li vediamo. Posizioni medie molto interessanti per quanto riguarda il Napoli con Nathan, che comincia a fare il terzino vero, somiglia abbastanza a quello che fa Di Lorenzo, quindi molto bene, molto migliorato Nathan. Qui Juan Jesus, qui Rachmani, questi 3 centrocampisti un po' schiacciati l'un l'altro, un pochino troppo compressi. È qui che probabilmente Zielinski potrebbe dare un po' più una mano sia a Kvara sia in fase difensiva. Anghissà lo copre un pochino tutto il campo, ma deve essere un pochino più reattivo. Lobotka secondo me fa una partita importante. Osimhen, Politano, Kvara, siamo nella norma di tutte le cose. E quando andiamo a vedere le statistiche, se prendiamo il SofaScore rating, capiamo anche un pochino le pagelle. Il migliore risulta Nathan, poi c'è Meret, poi c'è Osimhen, Politano, Di Lorenzo, Raspadori che però gioca poco, Rachmani, Magesso, Lobotka, Anghissà sta qui, vedete Kvara sta abbastanza basso, e quindi le pagelle sono quasi una conseguenza. Anche Zielinski è abbastanza basso. Non sempre mi trovo con il Sofa rating score come pagella complessiva, perché poi vinci un paio di duelli, poi anzi ne vinci 5, poi ne perdi uno che è decisivo, è chiaro che il voto si abbassa. La statistica è importante, ma va letta nello specifico. Se guardi solo la statistica e non guardi la partita, non puoi fare un commento della partita, questo ci tengo moltissimo. Però è presto detto. Meret 6,5, fa la parata che deve fare, tutta una serie di altre parate di normale amministrazione. Bene, assolutamente bene. Do 7 a Di Lorenzo, instancabile su quella fascia, magari non sempre precisissimo nell'ultimo passaggio, però questa catena, anche perché lo vedete anche dalle posizioni medie, alla fine Mazzarri decide
ancora una volta di attaccare molto di più sulla zona destra, visto che Nathan è adattato, ed è una cosa anche comprensibile. Di Lorenzo Politano è sempre una catena che funziona alla grande, ed ecco che è difficile vedere Zanoli, è difficile vedere Lindstrom finché questi qua performano così. Do 6 a Rachmani, in netto miglioramento rispetto alle prestazioni precedenti, e 6 a Juan Jesus, che mi è piaciuto anche un pochino di più di Rachmani, preciso nelle chiusure. Compenetriamoci sempre nel valore dell'avversario. 6,5 a Nathan, perché bene l'attitudine al terzino anche un po' più offensivo, arriva l'assist, ancora non benissimo nelle marcature, però anche lì attenuante che viene lasciato un po' solo, e l'abitudine alle distanze brasiliane che devono cambiare nel calcio europeo. 6,5. Do 5 a Anguissa, è un voto che vuole essere provocatorio, ho letto di voti altissimi, ho letto di grandi prestazioni, devo dargli 5 perché non posso vederlo sulle gambe in pantofole, in ciabatte o a piedi nudi, deve darci tutta la partita, altrimenti fai 60 minuti a grande livello. Se non ce la fai lo dici al tuo allenatore, e poi entra Cajuste che è entrato molto bene, quindi attenzione Anguissa. Poi finisce anche centrale quando esce Lobotka, capisco che bisogna far riposare anche Lobotka perché non ha un sostituto. Anguissa crescere di livello, altrimenti il Napoli non può crescere. 6 Lobotka e 6 a Zielinski, peccato, si crea quell'occasione però non la sfrutta. 7 a Politano, vale il discorso di Lorenzo, poi c'è anche il suo cross che porta al gol. 7 ad Osimhen, segna in qualche modo. Di Osimhen non mi piace solo la faccia, che in questo momento, voi me lo dicevate sempre l'anno scorso, ma lo vedo triste, adesso io lo vedo veramente, di quello non ha mai veramente esultato da quando se n'è andato Mertens, però lo vedo veramente, faccio il professionista, faccio il mio lavoro, e in campo lo fa al 100%, non scherziamo, però proprio non si leva manco la maschera quando segna, non è un atteggiamento bellissimo. Se leggiamo tra le righe come esce dallo stadio Lindstrom, la faccia di Simeone, un pochino di tristezza nello sguardo di Kvara, insomma non sono contentissimi del momento il Napoli. Spero che questa vittoria possa dare un po' di soddisfazione. Li vediamo incupiti a fine gara nonostante un 2-0 e il passaggio del turno, contemporaneamente li vediamo sorridenti nella sessione di allenamento di oggi, dove tra l'altro Østigård, attacco influenzale, non ha partecipato. Attenzione, perché Østigård lo voglio assolutamente titolare contro il Cagliari, probabilmente non avverrà. Quindi 7 ad Osimhen, 5,5 a Kvara, non di meno, e secondo me sono anche severo, potrebbe avere il 6 per quello che ha creato, poi qualcosina lo sbaglia nell'ultimo passaggio, si incaponisce, aiutatelo e vedete come Kvara, come ha fatto molto spesso con Nathan, si libera del pallone, si crea la superiorità numerica e non è costretto a fare tutto da solo. 5,5. Mi è piaciuto come è entrato Cajuste al posto di Zielinski, mi è piaciuto come è entrato Elmas al posto di Politano, e mi è piaciuto anche Raspadori in quei pochi minuti insomma, che Raspadori è entrato al 70esimo, crea una big chance per Kvara, quindi 6+, meno vistoso Gaetano, che poi finirà qui con Cajuste in questa zona e Anguissa centrocampista centrale, poi entrerà anche Østigård per un po' di affaticamento per Juan Jesus, e siamo nella logica delle cose. Mi sono piaciuti i cambi di Mazzarri, è chiaro, uno vuole vedere entrare anche Lindstrom, vuole vedere entrare anche Zanoli. Mazzarri ci ha detto che avrebbe fatto entrare Zanoli se non avesse avuto i problemi con Juan Jesus. Ci siamo, mi fa piacere vedere un ambiente di tifosi un po' più consapevole della realtà, onestamente, ed è proprio quello che preferisco, cioè la vittoria che magari ti può dare un pochino più di fiducia, però ancora con problematiche che si possono risolvere. Se ci esaltiamo rischiamo di ripartiamo da Bologna tutto a posto contro il Verona, e invece poi c'erano le pellecchie sotto, e quindi dobbiamo essere onesti nell'analisi, onestissimi nell'analisi, anche perché ci sono gli avvicendamenti degli allenatori, dobbiamo dare le responsabilità ai ragazzi e anche le attenuanti che ci sono. Adesso è finito il tempo delle attenuanti, bisogna solamente lavorare e portare punti a casa. Bene aver vinto nel nostro stadio,
E insomma, ci sono anche tante cose positive da prendere da questa partita. Mi ha fatto strano, veramente, di essere più positivo io che molti tifosi che invece erano contentissimi di aver perso 3-0 con l'Inter, contenti della prestazione con la Juventus. Sono più positivo io oggi che non molti, non dico voi perché la community è diversa da quello che succede su Twitter e succede sugli altri social, però mi fa piacere questo fatto, vuol dire che c'è analisi critica e con l'analisi critica si può solo migliorare. È arrivato il momento di salutarci, mi dispiace, 20.000 di voi, più quelli che non si iscrivono al canale ma che guardano l'urcano, va benissimo, vi ricordo di passare in basso in descrizione nel primo commento per Match Betting Academy per togliervi qualche sfizio, magari qualche regalo di Natale e bene così, aspettiamo di capire se ci sarà conferenza, dobbiamo studiare il Cagliari, lasciate i like finali che aiutano sempre, come vedete, questa crescita costante del canale. Io sono un vostro umile servitore, debitore, vi voglio bene, quindi quando c'è affetto non ci sono debiti.